come hai detto tu questo è il di tutti i lavori e poi del confronto che avremo tra poco, ma prima vogliamo parlare di quello che lo stesso Assessore ha chiamato uno strumento di gestione e di programmazione, ossia la carta ittica regionale, e quindi vorrei intanto ringraziare Benedetta e ringraziare Alessandra per la loro relazione e chiamare qui sul palco Giuseppe Cherubini della Regione del Veneto. Giuseppe Cherubini ci parla della carta ittica regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, in particolare della struttura, dei contenuti e della governance di questo strumento così importante che regolamenta il settore da quelle che sono anche le linee guida. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. La carta ittica è stata evocata più volte. Voi sapete che in queste 4 giornate ognuna è dedicata a un tema particolare, è stato ricordato prima, quindi oggi parliamo di acque lagunari e quindi di pesca professionale e acquacultura nelle acque lagunari. La carta ittica è lo strumento di pianificazione di settore per le competenze della Regione, che quindi riguardano le acque marittime interne, le acque lagunari e le acque interne, che sono le acque dolci. È stato un percorso molto lungo che abbiamo condiviso con molti dei presenti e quindi che molti dei presenti conoscono. Siamo partiti nel 2019 con l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica. Mi soffermo su questo aspetto perché è molto importante. Tutto quello che poi sarà previsto da un punto di vista gestionale dalla carta ittica è già stato valutato compatibile e sostenibile dal punto di vista ambientale a monte, ex ante come si dice. Quindi vuol dire poi che anche da un punto di vista procedurale tutto ciò che è previsto dentro la carta ittica è già stato valutato ambientalmente e non sarà necessario fare valutazioni specifiche poi nel momento del rilascio di atti amministrativi successivi. L'anno scorso, di questo periodo, la Giunta regionale ha adottato la carta ittica, che voi sapete è scaricabile e fruibile da tutti quanti, da quando è stata adottata, e che è costituita da diversi documenti, sia di analisi, sia di proposte gestionali e regolamentari, perché è importante che quando la Giunta approverà la carta ittica in via definitiva verrà approvato anche il regolamento attuativo della carta ittica, che sostituirà l'attuale regolamento 6/2018 che conoscete. Quindi con la carta ittica andiamo a modificare sia gli aspetti gestionali sia gli aspetti regolamentari che regolano l'attività di pesca professionale e acquacultura nelle lagune. Cosa succederà? L'ha detto l'assessore, è veramente questione di giorni. L'assessore porterà in giunta il provvedimento complessivo di valutazione delle osservazioni che sono pervenute nell'ambito della fase di consultazione e quindi sicuramente entro il mese di luglio. Poi ci sarà l'acquisizione del parere formale della Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica e quindi nell'autunno avremo la carta ittica approvata in via definitiva. Abbiamo avuto, bisogna dircelo, le cose bisogna dircele sia le positive che le negative, abbiamo avuto qualche mese di ritardo dovuto a un problema delle trote, di gestione delle trote, che è altrettanto importante e magari a Chioggia è meno sentito, ma vi assicuro che nella zona alpina e prealpina è molto importante e però abbiamo risolto questo problema normativo, diciamo, in coerenza con quanto sta facendo la Regione Lombardia. Ci stiamo muovendo insieme e quindi andiamo avanti. Io vado schematico, anzi chiedo se sono troppo lungo di fermarmi, spero di no, con i contenuti della carta ittica, giusto per un promemoria che poi può essere anche utile alla discussione che ci sarà in seguito dopo di me. Per quanto ci riguarda, una delle scelte della carta ittica è quella della zona C, la vedete in viola, quindi la laguna di Caorle, il Bibbione, la laguna di Venezia e il delta del Po, che non è cambiata rispetto alla pianificazione precedente che era fatta dalle carte ittiche provinciali. Quindi con l'entrata in vigore della carta ittica regionale non cambia la delimitazione della zona C, le acque salmastre e quindi le particolari regole che si svolgono all'interno di tali aree.
Ci sono diversi piani di gestione all'interno della carta ittica. Oggi mi sono concentrato sul piano di gestione delle acque salmastre e vedete che a sua volta il piano di gestione delle acque salmastre è declinato in vari capitoli, in vari argomenti, i primi dei quali riguardano le attività di molluschicoltura, in particolare la venericoltura, che è un settore importantissimo dal punto di vista economico, ma è anche il settore forse più complesso da gestire e regolamentare rispetto invece quindi non è per sminuire l'allevamento di mitili, l'allevamento di ostriche, anzi che è emergente in questo periodo. La carta ittica ne parla meno, ma perché sono più facili da gestire e immediatamente, diciamo, consentiti una volta ottenuta appunto la concessione demaniale. Quindi vedete, i primi capitoli riguardano la molluschicoltura. C'è anche un capitolo che riguarda la pesca dilettantistica sportiva, che soprattutto in Laguna di Venezia, ma anche sulle lagune del Delta, è un'attività, diciamo, svolta con particolare intensità, e anche questa quindi va gestita e regolamentata. E poi altri aspetti della pesca tradizionale, con reti da posta, con le nasse, fa un focus per fare chiarezza su la produzione di moecche, e quindi anche su cose di dettaglio. L'ultimo capitolo riguarda la vallicoltura, anche in questo caso per avere una serie di linee guida che consentano, nel caso della vallicoltura è abbastanza facile, di considerare anche formalmente l'attività di allevamento e di impresa come attività sostenibile e quindi ambientalmente sostenibile e autorizzabile immediatamente. Per la venericoltura sono state individuate delle aree che generalmente sono state ampliate rispetto alle carte ittiche precedenti delle province e sono stati individuati 4 comprensori di gestione: Laguna di Carlo e Laguna di Venezia, Delta del Po a nord del Po di Maestra, quindi i comuni di Portoviro e Rosolina, e Delta del Po sud, Porto Tolle. In questi comprensori la Regione si propone di incentivare forme di gestione complessive e omogenee all'interno del comprensorio. Ovviamente ogni comprensorio ha le sue tradizioni, ha le sue particolarità geografiche, e quindi un lavoro che sarà da fare insieme subito dopo l'approvazione della carta ittica, ma che è già cominciato, anzi va benissimo che vada in parallelo, è quello di individuare la forma di gestione più opportuna per ciascuno di questi comprensori, che non è detto che sia uguale per tutti e 4, ma dovremo appunto valutare insieme quali sono le forme di gestione più opportune. La carta ittica individua questa possibilità del soggetto gestore unico, che è quanto viene già fatto per esempio in Laguna di Venezia, e anche qui c'è da valutare se questo modello può andare bene per alcuni dei comprensori e quali, e come applicarlo concretamente alle diverse realtà territoriali. Viene riconosciuto nella carta ittica che quello dell'allevamento di vongole e della pesca professionale di vongole in Veneto è un comparto importantissimo, l'avete visto prima con la relazione della dottoressa Brioschi. È un comparto complesso dove la divisione normativa che c'è a livello europeo e anche a livello nazionale tra acquacoltura e pesca professionale, nella realtà dei fatti sul campo, nelle nostre lagune, non è così facile. In realtà abbiamo a che fare con un sistema che molto spesso è misto, le stesse imprese fanno sia acquacoltura sia pesca professionale, e quindi quello che la carta ittica ha cercato di fare è di rendere conto di questo sistema misto che c'è nella realtà dei fatti e per quanto possibile renderlo compatibile con quelle che sono appunto le normative sovraordinate. E quindi per ogni laguna abbiamo previsto aree dove potenzialmente si può sviluppare l'allevamento di vongole, aree dove invece è preferibile dedicarle alla pesca professionale di vongole, e le aree nursery, che invece sono quelle aree importanti da tutelare per la produzione di seme, che sapete che è il collo di bottiglia e diciamo uno degli elementi fondamentali dell'allevamento. Quindi con la carta ittica cerchiamo di essere flessibili e di dar conto anche amministrativamente della complessità della realtà delle lagune.
Poi entriamo anche nel merito di altre attività, per esempio quella delle reti fisse, che è un'attività tradizionale di per sé sostenibile, però non basta dirlo, bisogna anche dimostrarlo. Quindi con la carta ittica abbiamo cercato di dimostrarlo. Oltre allo strumento di pianificazione c'è un rapporto ambientale che per ogni attività dimostra la loro sostenibilità, per cui, come dicevo prima, anche essere entrati nel dettaglio sulle reti fisse e sulla pesca tradizionale ci sarà molto utile, perché poi ci consente di non affrontare la parte di valutazione ambientale per ogni singola autorizzazione. Abbiamo fatto tutto a monte, quindi molto spesso abbiamo dettagliato alcune cose nella carta ittica non per andare a limitare o andare per fare un lavoro enciclopedico, ma perché questo ci consentiva dopo amministrativamente, speriamo sia così, di ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative e di saltare la parte di valutazione ambientale, non perché meno importante, ma perché fatta a monte. Questo è uno degli scopi principali della carta ittica. Sì, qui anche sempre tornando a parlare di molluscoltura, quello che cercheremo di fare nei prossimi anni è di mettere a sistema i 3 livelli autorizzativi che sono necessari per un'attività di allevamento, in particolare di molluscoltura, quindi il livello della concessione all'occupazione e all'uso dello spazio acqueo demaniale, il livello dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di acquacoltura e il livello della registrazione ai fini igienico-sanitari. Già da quando sono passate le competenze alla Regione, quindi da un paio d'anni, stiamo lavorando da un lato con i geni civili, col Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto per la Laguna di Venezia e con i servizi di prevenzione e le ASL, per rendere quanto più coordinati possibile questi 3 livelli e per fornire alle imprese e quindi ai nostri utenti una collaborazione e un dialogo a monte. Il sogno sarebbe, ma penso che ci potremo riuscire in qualche anno, un paio d'anni, ad avere una banca dati unica e un unico sistema di rilascio delle autorizzazioni, per cui l'operatore arriva già in modo molto il più possibile veloce ad avere entrambi i 3 livelli autorizzativi: occupazione, spazio acqueo demaniale, autorizzazione attività acquacoltura e autorizzazione e registrazione ai fini igienico-sanitari. Questi sono alcuni dati, sempre parlando di venericoltura, perché vi ho detto che è il sistema più complesso, e quindi sul rilascio delle concessioni, perché pur prevedendo la possibilità di avere un soggetto gestore unico, la carta ittica prevede una serie di criteri per il rilascio delle concessioni che sono diverse anche qui rispetto alle caratteristiche dei singoli territori. Quindi 3 ettari massimi per addetto in Laguna di Venezia, 0,75 nelle lagune nord del Po e 1 ettaro ad addetto per quanto riguarda le lagune del sud. Dopo la carta ittica ci sarà appunto da rivedere e confermare le concessioni demaniali in tutte le aree e tutte le autorizzazioni, ovviamente partendo dal presupposto, che è anche il principio che c'è in agricoltura, del diritto di prelazione di chi già sta lavorando nelle aree. Quindi il primo criterio che la carta ittica fissa per il rinnovo delle concessioni è quello del diritto di prelazione su chi sta lavorando in un'area già assegnata. Altre attività di molluscoltura: tendiamo a separare le attività dei molluschi tipici di mare da quelli di laguna, fatto salvo alcune realtà molto interessanti che già ci sono in Laguna di Venezia, che devono rimanere, del tartufo di mare per esempio, che quindi viene salvaguardato ovviamente le attività esistenti, e diciamo dando la massima disponibilità per gli allevamenti invece con tecniche in sospensione, come sono quelli dei mitili e delle ostriche, che quindi hanno meno spazio nella carta ittica, ma non perché non siano importanti, ma perché diciamo sono più facili da regolamentare e da gestire. Qui adesso vado un po' veloce, non so come siamo messi quei tempi, guarda.
Allora andiamo per lasciare spazio, quindi vado veloce. Una serie di interventi che la carta etica ritiene utili e che in qualche modo consegna ai soggetti gestori per una buona gestione delle aree, che sono cose che conoscete e che tutti i giorni sentiamo, dall'asporto di macroalghe all'edificazione delle acque, e insomma una serie di cose che il soggetto gestore può unitariamente portare avanti in modo molto più agevole rispetto a quello che potrebbero fare le singole imprese anche molto piccole. Un accenno al limite per invece i pescatori dilettanti, che viene abbassato a 2,5 kg tra molluschi, crostacei e ricci, quindi questa è un'importante modifica almeno per quanto riguarda la Laguna di Venezia. E scusate se vado veloce, l'ho detto prima, ma delle linee guida per la vallicoltura che ci consentono appunto anche in questo caso di dare delle autorizzazioni particolari di validità a durata di 10 anni, come vedete, per le valli, in quanto veramente l'attività di acquacoltura lì è abbastanza facile dimostrare, cosa che è stato fatto nel rapporto ambientale, la loro sostenibilità. Io ho finito, sono stato un po' veloce, ma insomma molti di voi appunto il contenuto della carta ittica la conoscono. Gli interventi che ci saranno dal mio in poi saranno, spero, molto operativi e quindi entreranno nel merito, perché poi questo strumento gestionale lo dobbiamo usare, lo dobbiamo adattare agli interessi comuni di tutti, e quindi ci sarà da lavorarci insieme sopra e per gli atti conseguenti. Vi ringrazio.